Ha avuto qualche sospetto, ha fatto delle iniziali verifiche, degli iniziali controlli dai quali è emerso che alcuni permessi venivano rilasciati in assenza dei documenti richiesti dalla legge. Da lì si è avviata l'indagine, ripeto e ci tengo a sottolinearlo, su segnalazione della Questura di Treviso è iniziata l'indagine che ha portato ad accertare che numerosissimi permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini cinesi erano rilasciati non nel rispetto della normativa vigente. Qual era il meccanismo perché permettesse queste procedure irregolari? Ma il meccanismo era o di rilasciare questi permessi senza il sostegno della documentazione necessaria oppure con documentazione che è risultata essere falsa. Beh, già come ha detto il consigliere, questa ripetitività del dipendente di ricevere pratiche solo da una certa parte, cioè cittadini cinesi, per cui abbiamo individuato un dipendente che potesse attenzionare e dall'esame della documentazione ci siamo resi conto che c'erano delle anomalie nella presentazione dei documenti o gli stessi documenti erano mancanti ma risultavano presenti. L'assistente capo come riusciva ad assicurarsi le pratiche che interessavano? Non era nessun tipo di particolare cosa. Lui, siccome agli sportelli immigrazione ci sono dei numeri a chiamata, lui individuava una fascia di persone da chiamare che la maggior parte erano cinesi. Quante le posizioni irregolari che avete evidenziato e avete già respinto in patria questi cittadini? Abbiamo evidenziato 289 pratiche irregolari, abbiamo respinto e mandato a casa questi irregolari. Tra questi abbiamo anche dovuto denunciarne altri per presentazione di documentazione falsa. Quanto pagavano? Da quello che risulta agli atti tra 2 o 3 mila euro, ma è una forchetta che è una media ponderata a secondo se mancava il documento, se il documento era da alterare, questa somma era variabile. 3.000 era la media ponderata.